parte il caldo non si ferma l'attività anche dei giovanissimi e in un caldo appunto pomeriggio larcianese è l'occasione per far disputare il Gran Premio Industria e Artigianato dei Giovanissimi, un centro storico di Larciano completamente chiuso al traffico, che è piaciuto tanto a chi ha partecipato, perché comunque era in completa sicurezza per tutti i ragazzi e quindi è stato molto buono anche la partecipazione. La partenza è stata ritardata di una mezz'ora, considerando il gran caldo del periodo, quindi per cercare in qualche modo di venire incontro anche alla sicurezza, alla necessità dei ragazzi. Questa partenza è ritardata di mezz'ora, anche se va detto che comunque il caldo si è fatto sentire lo stesso. Certo è che per quanto riguarda i giovanissimi l'organizzazione è sicuramente perfetta, perché ogni squadra al proprio gazebo è comunque attrezzata per garantire, come dire, la permanenza delle famiglie e dei ragazzi nel luogo, perché è una gara abbastanza lunga visto che sono 6 categorie, però sicuramente la giornata di questo sabato ha messo a dura prova i partecipanti. Si inizia la gara con quella che in un certo senso impropriamente è definita la G0, cioè quei bambini che ancora sono troppo piccoli per poter gareggiare, o meglio per poter far parte di una categoria specifica, ma hanno comunque voglia di correre, quindi una sorta di apripista particolare della gara. Anche loro prendono il via senza numero, con la bicicletta che vogliono. Infatti abbiamo visto il bambino di prima aveva la bici da corsa, questo invece alla mountain bike. Non c'è nessuna classifica, ma viene dato un riconoscimento a loro a fine di tutte le gare, e sono un po' l'antipasto della gara vera e propria che inizia con la categoria G1. Ricordiamo che questa gara è valida per il campionato provinciale per società, e qui si spiega in parte anche il grande successo di partecipazione. E appunto parte la prima gara, quella riservata alla categoria G1, dove saranno 3 i giri che dovranno percorrere, mentre siamo un po' in difetto per quanto riguarda la categoria G0, era una sola volta l'anello da percorrere, visto che appunto anche per loro le fatiche è bene che non inizino subito. Siamo all'inizio dell'ultimo giro, suono della campana e si è selezionata la testa della corsa, perché ci sono 2 corridori leggermente avvantaggiati nei confronti di un terzo, un portacolori dell'Olimpia Valdarnese, anche se comunque c'è ancora tutto un giro da percorrere, però sicuramente un po' di selezione c'è stata. E abbiamo anche 2 partecipanti per quanto riguarda la categoria femminile, sono 2 atlete del team Valdinievole, ovvero Veronica Aiello e Luna Bettini. Vedremo poi come si posizioneranno nell'ordine di arrivo. Rimaniamo ovviamente nel rettilineo finale per vedere quello che sarà poi anche l'esito della gara riservata alla categoria G1, ed è Dario Carboncini dell'Unione Ciclistica Empolese che ce l'ha fatta a lasciare la compagnia di tutti gli altri e va a primeggiare nella categoria G1, accompagnata dall'applauso dei tifosi, dei compagni, degli amici e dei genitori. È cambiata invece alle spalle di Carboncini la situazione, perché seconda posizione si posiziona Guido Fontane dell'Olimpia Valdarnese, mentre arriva in terza Duccio Aiazzi della Gastone Nencini. Quarto posto per Francesco Sebastiani della Mille Luce Ciclismo e quinto Jacopo Galazzo della Colognole. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria a Luna Bettini davanti, come abbiamo detto, alla compagna di squadra Veronica Aiello, entrambe portacolori del team Valdinievole. Continuiamo a vedere tutti gli arrivi che riguardano la categoria G1 e poi ci catapultiamo nella categoria G2. 5 i giri che dovranno percorrere di questo anello, come abbiamo detto, completamente chiuso all'interno della città di Larciano, attraverso Piazza Vittorio Veneto, via Marconi, via Dante Alighieri, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Quattro Martiri, via Gramsci, via Fratelli Bandiera, via Matteotti, Piazza Quattro Martiri, Piazza Vittorio Veneto. Bella numerosa la categoria G2 che sta prendendo il via, 5 i giri appunto che dovranno percorrere. La particolarità di questo circuito, oltre ad essere cittadino e completamente chiuso, è che dà anche la possibilità, rimanendo più o meno al centro, di vedere più volte i ragazzi, perché appunto è un anello che
che percorre il centro di Larciano, e quindi spostandosi di poco è possibile vedere anche più di una volta il passaggio del gruppo all'interno dello stesso giro. Come abbiamo detto, sono 5 le tornate che devono compiere i ragazzi della categoria G2, anche in questo caso una bella selezione fin sulla testa della corsa. Una particolarità che riguarda i giovanissimi è che finché sono categorie di ragazzi più giovani, fino alla G3, G4 c'è una bella battaglia fin da subito, probabilmente anche perché sono meno i giri da disputare. Quando poi si comincia ad andare verso la G5 e la G6 c'è un bel controllo, si comincia a gareggiare un po' più in gruppo e non ce ne vogliono i ragazzi più grandi, ma ne viene meno anche lo spettacolo. Invece cosa che non manca è quello proprio per quanto riguarda anche la categoria G2. Vediamo che, essendo una categoria bella numerosa che ha preso il via, c'è una bella selezione, perché ovviamente si è un po' più allungato il gruppo e il passaggio logicamente dura un po' di più, però anche chi magari si trova nelle posizioni un pochino più attardate non molla e continua nella sua azione, cercando di recuperare chi si trova davanti. Già iniziato l'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G2, quindi vedremo come si finirà la gara per quanto riguarda la categoria G2. Appunto anche in questo caso c'erano delle ragazze al via. La vittoria per quanto riguarda i maschi però è per il Velo Club Empoli con Lorenzo Luci, seconda posizione per Mattia Masi dello Stabia Ciclismo, terzo Emanuele Tarabori del gruppo sportivo Claudia, quarto Francesco Poggiari della Gastone Nencini e quinto Marco Micheli dell'Empolese. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria di Aurora Masi dell'Olimpia Valdarnese davanti a Clara Fondelli della Coltano Grube Costruzioni e terza Ilaria Romoli della Foscobessi Calenzano. Ecco che comunque continuano ad arrivare i ragazzi per quanto riguarda la categoria G2, poi sarà la volta della categoria G3 che si sta schierando proprio sulla griglia di partenza, dove saranno 7 i giri che dovranno percorrere. Abbiamo intravisto Nino Lamanda, che è il presidente di giuria quest'oggi, coadiuvato, l'abbiamo visto anche in qualche immagine fa, dal giudice di arrivo Massimo Del Bravo, che ovviamente per quanto riguarda la categoria dei giovanissimi se ne sta sul palco ad aspettare i vari passaggi e a vedere che tutto proceda nel modo giusto, anche perché, e qui vediamo quello che può succedere ogni tanto alla partenza delle gare dei giovanissimi, perché essendo in griglia ci sta che qualcuno possa avere qualche problema a partire perché non si aggancia al pedale e quindi si può scivolare, ma niente di pericoloso. Dicevamo il ruolo del giudice di arrivo, mentre intanto la G3 procede decisamente a gruppo compatto, è piuttosto particolare per quanto riguarda i giovanissimi, perché sulla carta può sembrare un impegno facile, perché sono bambini, arrivano, è facile vederli, eccetera, eccetera. In realtà, essendo gare in circuito, è abbastanza probabile, se non quasi sempre succede, che ci siano dei doppiaggi, quindi il giudice di arrivo deve stare molto attento a capire chi è già passato e chi no, chi è doppiato, e stilare poi l'ordine di arrivo. Ultimamente spesso e volentieri i giudici di arrivo sono coadiuvati dai fotofinish e arnesi simili, però è anche vero che alla fine quello che fa testo e quello che vale è quello che decide e vede il giudice di arrivo, quindi è veramente un ruolo molto importante. Siamo nel pieno svolgimento della categoria G3, vediamo che la prima parte del gruppo è ancora pressoché compatta, mentre un pochino più selezionata nelle retrovie. Vediamo comunque dalle immagini che un po' di vento c'è per quanto riguarda il refrigerio sia dei ragazzi che di chi sta a bordo strada, e intanto inizia l'ultimo giro con la situazione che non cambia, con il gruppo che rimane compatto. Ottimo il lavoro anche dei motociclisti pistoiesi che fanno da apripista e fine corsa per quanto riguarda la gara dei giovanissimi, visto che in questo caso è necessaria una semplice moto all'inizio e alla fine. Però anche quello è importante per determinare proprio l'inizio e il fine corsa. Siamo rimasti sul rettilineo per definire l'arrivo ed è già stata lanciata la volata per quanto riguarda la G3 e sembra una maglia dello Stabia Ciclismo davanti a tutti gli altri è quella di Luciano Gaggioli che va a vincere, seconda posizione per Lorenzo Guidi della Colognole, terzo Andrea Aiello del team Valdinievole, quarto Tommaso Puccini
della Mobilieri Ponsacco e quinto Alessio Fiorillo del team Valdinievole. Per quanto riguarda la G3 femminile, prima posizione per Alicia Mannati dell'Unione Ciclistica Empolese, seconda Sara Spinelli della Vianova, terza Rebecca Lastrucci della Seano One, quarta Margherita Mariottini della Coltano Grube Costruzioni e quinta Viviana Caico della San Miniato Santa Croce. Una bella partecipazione per tutte le categorie, dove praticamente in ogni categoria era presente anche la compagine femminile, con l'unica eccezione di quella che stiamo per vedere, ovvero la categoria G4, dove ci sono solo maschi alla via e saranno 10 i giri che dovranno percorrere. Ecco qua che parte ufficialmente la gara riservata alla categoria G4 e come vediamo anche da queste immagini è bella numerosa anche in questo caso la categoria. Comunque confermiamo per dovere di cronaca che in tutte le varie categorie è stata effettuata una sola batteria. Questo vuol dire che il numero era sufficiente per garantire la sicurezza. Come detto, siamo alla categoria G4, quindi cominciamo a vedere ragazzi che sono un po' più grandi, che hanno preso il via a questo Gran Premio Industria e Artigianato dei giovanissimi di Larciano, e quindi qui si cominciano a vedere già da adesso i vari tatticismi. I ragazzi si conoscono, sanno quello che in un certo senso devono fare, provano a fare un gioco di squadra, se così lo possiamo definire. A volte certi comportamenti ci sembrano un po' esasperati, però tant'è, loro si divertono così e giustamente loro vedono quelli più grandi e tutti i più piccoli emulano quello che fanno i più grandi, e quindi è anche normale che succeda questo. Non cambia comunque la situazione, perché la testa della corsa si mantiene compatta. Ovviamente, avendo più giri a disposizione, anche con la nostra telecamera ci possiamo spostare in più parti del circuito, e questo ci permette di apprezzare la completa chiusura al traffico per la corsa, e non è cosa di poco conto, sia di un'amministrazione comunale che ha capito le necessità di una gara di questo tipo e quindi permette che si possa chiudere il traffico seppur di un sabato pomeriggio di agosto, sia comunque la completa sicurezza con la quale la Larcianese ha predisposto la gara per i più piccoli. Si sa che la Larcianese è avvezza a palcoscenici ben più ambiti, ben più famosi e rinomati con la gara dei professionisti, però in un certo senso si parte da qui, da queste gare, e poi si sale di livello, anche perché chissà, magari qualcuno proprio di questi ragazzi che adesso si danno battaglia nella calura larcianese in questo sabato di agosto, magari tra una decina d'anni, anche qualcosa più, anche 15, potranno essere proprio protagonisti anche della gara riservata ai professionisti. Siamo ormai in vista della conclusione, perché per quanto riguarda i G4 ha vinto Manuele Migheli dell'Unione Ciclistica Empolese davanti a Luca Luschi della Colognole, terzo Matteo Luci del Velo Club Empoli, quarto Nico Bottoni dell'Alta Valdera e quinto Bruno Tuco della Mille Luci. In questo caso, come abbiamo detto, c'erano solo i ragazzi della categoria maschile, quindi ovviamente vi diamo conto solo ed esclusivamente di questa categoria, e noi continuiamo a vedere l'arrivo per quanto riguarda la categoria G4 e poi saremo pronti per iniziare la cronaca della categoria G5. Queste immagini ci dimostrano anche che piano piano vanno ad aumentare anche tutti coloro che arrivano all'Arciano per guardare la corsa, complice magari anche il sole che un po' si abbassa e la temperatura si attenua, per modo di dire, però comunque. Categoria G5, 13 i giri da percorrere, e si ritorna anche alla doppia categoria perché ci sono due ragazze, una della San Miniato Santa Croce e un'altra del gruppo sportivo Claudia, e qui è il discorso che vi dicevo poco fa mentre stavamo guardando le prime categorie, dell'estremo tatticismo che caratterizza proprio le categorie più grandi della categoria giovanissimi. Gruppo compatto, si cerca proprio di controllare l'andatura, qualche volta si prova a farla alzare, ma poi si sta sempre ben attenti a cercare di controllare la situazione, e quindi qui comincia un po' a essere un ciclismo affrontato in modo un pochino diverso. La selezione
se avviene, quando avviene, avviene proprio nelle retrovie, con qualche ragazzo che perde un po' contatto, però non si perdono d'animo. E infatti vedete nell'immagine precedente c'erano alcuni corridori che avevano provato ad evadere dal gruppo, in quella successiva si è completamente rimescolata la situazione, il gruppo è andato a ricompattarsi, mentre in questa va ad aumentare l'andatura, complice anche ovviamente il percorso che permette magari qualche allungo o meno. Sicuramente un bel livello di partecipazione e un buon numero. Molto soddisfatti sono stati gli organizzatori, poi avremo modo comunque di sentirli nelle interviste che abbiamo realizzato a fine giornata. E suona la campana dell'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G5. Si è un po' selezionata adesso la testa della corsa e comincia sicuramente a farsi sentire la fatica, perché 13 giri sicuramente comincia a essere una distanza di tutto rispetto. Ricordiamo che l'anello che dovevano percorrere era di 800 metri, e quindi, complice il caldo, un po' anche il vento e la fatica, è sicuramente comprensibile che qualcuno possa perdere contatto. Siamo all'epilogo per quanto riguarda la categoria G5, con la vittoria di Lapo Cardelli del gruppo sportivo Vianova, secondo Gabriele Fondelli della Coltano Grube Costruzioni, terzo Tommaso Staccioli della Gastone Nencini, quarto Marco Merola della Mille Luci Ciclismo e quinto Davide Bufalini della Coloniole. Per quanto riguarda le femmine, avevamo detto che erano due le ragazze in gara e la vittoria è andata a Giorgia Cammarata del gruppo sportivo Claudia davanti a Giulia Rossi della San Miniato Santa Croce. Anche questa era una categoria bella numerosa, infatti stanno continuando ad arrivare i corridori che appunto facevano parte di questa categoria, anche perché c'è da dire che per quanto, come dicevamo prima, ci possono essere i doppiati, comunque sia non vengono fermati i ragazzi. Poco prima di partire ci sono le raccomandazioni da parte della giuria di gara, e viene detto sempre ai ragazzi che nel caso in cui vengano magari doppiati devono mantenersi su un lato della strada e garantire la marcia a chi si trova a pieni giri. Ed eccola l'ultima gara di questo Gran Premio Industria e Artigianato dei Giovanissimi, quella riservata alla categoria G6, dove saranno ben 19 i giri che dovranno percorrere. E questi sono veramente ragazzi che ormai tra qualche mese, neanche l'anno prossimo, ormai tra qualche mese faranno parte della categoria esordienti per chi vorrà continuare ovviamente, e quindi le distanze aumentano decisamente. E poi comunque c'è da dire che cominciano ad avere una visione veramente diversa di corsa. Abbiamo visto transitare proprio in prima posizione Pietro Pieralli della Foscobessi Calenzano, che aveva un po' di vantaggio nei confronti del gruppo, che tutto sommato sembrava un po' disinteressato dell'azione del portacolori della Foscobessi Calenzano, che si trovava sulla testa della corsa. Veramente numeroso il gruppo che è partito, e infatti vediamo che sta continuando a transitare di fronte alla nostra telecamera. Eccolo qua, infatti c'è stato anche un bel frazionamento, quindi gruppo numeroso con un discreto frazionamento. Ci immaginiamo un lavoro abbastanza difficile per il giudice di arrivo del Bravo, che avrà il suo bel da fare proprio in occasione di questa gara. Stiamo continuando a vedere il passaggio della corsa. Ricordiamo che è la categoria G6, ma è già transitato l'atleta che era al comando, ovvero Pieralli. E infatti eccolo qua, praticamente sta per recuperare il gruppo, sta per doppiare il gruppo, e quindi veramente comincia a essere anche un po' complicato la gestione. Questo è il gruppo che sta continuando a inseguire Pieralli, che si trova sempre al comando, quindi quando vedete il gruppo sappiate che in realtà è quello che sta inseguendo. E quindi è quest'anello appunto di 800 metri, diciamo che si è preso il suo bel vantaggio Pietro Pieralli della Foscobessi Calenzano, e quindi comincia a essere decisamente complicato per il gruppo andare a recuperare chi ha avuto la volontà e la voglia di primeggiare. 2 giri alla conclusione per il gruppo, quando però è già transitato
l'atleta che si trova al comando, e infatti dovrebbe transitare a breve dalla zona arrivo, quando per lui in realtà inizierà l'ultimo giro, quindi è un po' anche un gioco particolare, sia per mettere i contagiri, sia per gestire la gara, sia per noi per raccontarla, ve lo diciamo chiaramente e onestamente, anche perché c'è una bella selezione indipendente, cioè quella c'è sempre praticamente, in più c'è un atleta al comando che ha doppiato il gruppo e quindi è davvero un po' più complicato raccontare la gara. Ultimo giro per il gruppo che sta transitando adesso, quindi suona la campana per il gruppo, cosa che è già avvenuta invece per Pietro Peralli, che quando lo rivedremo sotto lo striscione di arrivo avrà completato la sua fatica di giornata. Eccolo qua che taglia il traguardo a braccia alzate, anche se non si dovrebbe, bisognerebbe dirlo. Quindi prima posizione per Pietro Peralli. Per quanto riguarda le altre posizioni, in seconda posizione il suo compagno di squadra Thomas Rezzo, quindi sempre della Foscobessi Calenzano. Terzo Alberto Cavallaro della Coltano Grube Costruzioni. Quarto Gabriele Cantini della Mobiliari Ponsacco e quinto Edoardo Arrighi dell'Abitare. Per quanto riguarda le femmine, prima Beatrice Bertolini della Coltano Grube, seconda Carolina Tosca dell'Abitare, terza Caterina Senesi della Impa San Vincenzo, quarta Virginia Gelichi della Butese e quinta Cecilia Dei dell'Abitare. Quindi ce l'abbiamo fatta in qualche modo a raccontare la categoria G6, non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ovviamente vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi anche all'Arciano. Luciano Talini, presidente del comitato provinciale pistoiese. L'Unione Ciclistica Larcianese non è solo ciclismo professionistico ma anche ciclismo giovanile. L'Arciano oggi ha dimostrato di essere all'apice del ciclismo giovanile, perché riuscendo a organizzare una giornata calda così, con quasi 200 partenti, una manifestazione giovanissimi, e noi come comitato provinciale abbiamo assegnato proprio la fase valevole per il campionato provinciale di società. È stato veramente un successone. Sia per noi è stato un grande orgoglio aver organizzato proprio qui all'Arciano, perché abbiamo visto e considerato anche negli anni precedenti che l'organizzazione all'Arciano non manca, perciò premiamola, e l'abbiamo premiata con questa manifestazione che è riuscita benissimo nonostante la stagione. Sandro Beneforti, assessore del comune di Larciano, oggi una bella giornata per la vostra città. No, veramente bella davvero, mi sembra una manifestazione che sia riuscita davvero bene. Ora, col sole si è anche un po' esagerato forse, ma insomma ci ha dato una mano anche questo. Io ho sentito ci sono 200 iscritti, quindi diciamo che nel solco della tradizione ciclistica di Larciano mi sembra che anche con i giovani insomma le cose stiano venendo bene. Possiamo dire che con oggi abbiamo fatto le prove generali per la gara del 4 marzo dei professionisti. Ovviamente l'amministrazione comunale non può che dare il suo appoggio a questa manifestazione. Chiaro, cioè, è scontato che il Gran Premio Industria Artigianato è uno dei nostri fiori all'occhiello, insomma una cosa che ci preme davvero. E pensavo oggi, cioè io fra l'altro abito a 50 metri dallo striscione d'arrivo del Gran Premio Industria Artigianato, invece per il Gran Premio dei ragazzi lo striscione d'arrivo è attaccato direttamente a casa mia, che quindi proprio ci sono dentro in tutte e due le manifestazioni. E notavo, come è noto magari alle 5 la mattina del Gran Premio Industria Artigianato, tutti i componenti dell'Unione Ciclistica che con entusiasmo alle 5 di mattina montano le transenne. Oggi le ho sentito lo stesso entusiasmo sotto un sole a 50 gradi, no, a fare queste cose, e questo credo sia veramente il segreto di questo gruppo sportivo, cioè l'entusiasmo che riesce a tenere insieme questo gruppo che ormai insomma di ciclismo all'Arciano se ne parla da 50 anni, no? A partire dal circuito degli Assi del 67, per cui questa cosa che si rinnova tutti gli anni e ora si moltiplica anche, no? Con questo discorso anche dei giovani qui, è veramente credo che sia il risultato dell'entusiasmo che questo gruppo sa tenere insieme. Giuliano Baronti, un amico della Larcianese, un collaboratore, non manca mai quando c'è il ciclismo. Intanto abbiamo fatto la gara dei giovanissimi, poi vedremo cosa fare anche nel prosieguo. Ma oggi è stata una giornata con 200 ragazzi e penso che sia un successo, perché 200 ragazzi porta tanta gente e questo lo volevamo. Già si sta pensando anche di fare un'altra gara di ragazzi, ora vediamo come si promette le cose
può anche darsi prima della fine della stagione che venga fatta. Per il discorso del 2018 si partirà ora dopo le ferie e vediamo se si ripete l'evento che è stato fatto nel 2017, che siamo all'apice del mondo e più che così non possiamo fare. Grazie. Urbano Borgioli, uno dei tanti collaboratori della Larcianese, oggi una bella giornata riservata ai più piccoli del ciclismo. È stata una bellissima giornata come tempo, tanti concorrenti, praticamente si sono lottati tutti proprio come veri corridori. Tant'è vero alla G4 mi sembra che meno male avevamo la foto finish che è servito perché sono arrivati proprio lì uno accanto all'altro. Archiviata la gara dei giovanissimi, è tempo ormai di pensare al prossimo marzo ai professionisti. Sicuramente, ora chiuso questa, anzi io penso non si arriverà neanche a settembre, ma cominceremo sicuramente la prossima settimana, si parte alla grande e si pensa di ripetere l'evento dell'anno scorso, perlomeno come l'anno scorso. Alcide Falasca, presidente dell'Unione Ciclistica Larcianese, oggi i più piccoli protagonisti hanno offerto uno spettacolo di primo piano. Certamente è una soddisfazione immensa vedere un sacco di bambini in corsa, vedere tantissimi genitori, tantissimi sportivi sulla piazza e lungo il tragitto. Siamo contentissimi veramente di una giornata di sport come è venuta oggi. Con oggi praticamente mettiamo le basi per il 4 marzo del 2018 con la gara riservata ai professionisti. Senz'altro da oggi cominciamo già a programmare per la corsa dei professionisti. C'è da ringraziare tutti gli sponsor che ci danno una grossa mano, ringraziare giustamente il gruppo, non il presidente ma il gruppo e il comune di Larciano che ci sostiene e ci ha sempre sostenuto in questa corsa di professionisti. Ecco. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.